Eccoci nuovamente in studio. Dottor Pastor, riprendo il discorso dove lei l'aveva lasciato, una città che si svuota, una nuova Disneyland fatta di pietre antiche purtroppo che sta nascendo, quindi un posto per turisti e la mancanza quindi di una prospettiva. Abbiamo analizzato il problema e visto che, come dicevo prima, tra poco dovrà lasciare lo studio, o perlomeno il collegamento, volevo capire da lei qual è la sua prospettiva futura. Allora, per rispetto dei dottori devo dire che non sono dottore e poi, vabbè, posso fermarmi ancora un attimo di più. Allora, la mia prospettiva futura è questo: o ci rendiamo conto che la città è una città d'acqua, che è nata per l'acqua, che è nata sull'acqua, e di questo facciamo la nostra cifra, o siamo destinati all'omologazione e a sparire come città vera. Allora, da un lato spingere sulla residenzialità in modo da riportare i residenti almeno a un 70-75 mila unità, e poi fare della vita sull'acqua e nell'acqua un aspetto fondamentale, dall'istruzione, quindi dalle scuole elementari fino all'università. La voga deve accompagnare la vita dei giovani, e poi spingere su tutti gli aspetti che ancora sono forti nel vivere in città e sull'acqua, e quindi lo sport, le attività ludiche, le regate, a remi, a vela, insomma, siamo una città d'acqua. Se no, come dicevano i futuristi, è meglio asfaltare i canali e ci risolviamo un sacco di problemi di restauro, di trasporti lenti o veloci, di inquinamenti e quant'altro. Quindi Andiamo a fare tutti Rio Terra dappertutto e la esatto, portiamo a diventare sì, sì. una città di terraferma. Potrebbe essere, però non diciamolo perché poi magari qualcuno ci prende sul serio. Dottor La Monica, allora Marinareti, lo ricordo per chi non lo sapesse, la scuola Cini era una scuola militare professionale, mentre il Morosini era una scuola militare per i capitani di lungo corso. Il Cini, io lo ricordo, l'ho frequentato quando avevo 15 anni, quindi stiamo parlando del 76, era già in decadenza, la Giorgio Cini prima era già stata venduta, era rimasta una nave, poi è stata venduta anche quella, poi era rimasto un peschereccio, non so se nel frattempo fu venduto anche quello, le tecnologie non venivano manutentate e alla fine il Giorgio Cini dall'isola di San Giorgio fu espulso per non fare non so meglio cosa. Però lo dico con rammarico perché io avevo 15 anni, adesso ne ho 60, sono passati 45 anni, voi state recuperando una parte di questo indirizzo, ma nel frattempo c'è stato un vuoto. Ora la domanda è la stessa che ho fatto prima al signor Pastor, qual è il futuro? La rete va bene, ma quali altre prospettive? Perché non è sbagliata l'idea di dire Venezia è una città d'acqua, questa è la sua caratteristica, puntiamo su quello fin dalle scuole elementari. Ha ragione. Ma è vero. Allora, diciamo che quello che mi hai raccontato è un'evoluzione della scuola italiana, non soltanto della Giorgio Cini, cioè una scuola che negli anni 70, 80, 90, frutto anche di una politica su cui cioè, diciamo, sicuramente aveva le sue ragioni, hanno dovuto eliminare una serie di costi che venivano percepiti in quanto tali. La situazione è cambiata, diciamo proprio in quest'ultimo anno e mezzo, anche grazie a un grosso investimento che l'Europa sta facendo intorno, diciamo, in senso di recovery fund. Comunque ci sono grosse cifre che vengono spostate sul nostro territorio, sull'Italia e anche nel settore dell'istruzione. Una cosa, ricordo che l'anno scorso, in una fase precedente al Covid, noi partecipammo a un progetto in cui presentammo Venezia come città d'acqua, e siamo stati una dei 10 progetti che ha percepito un finanziamento di 100.000 euro, diciamo, dal Ministero. Uno tra i primi 10 progetti, una legge ex 440, proprio per realizzare attività sportive nella laguna di Venezia. Ecco quindi che continua a essere Venezia un'attrattiva e viene percepita, credo dal mondo, ma sicuramente da tutta Italia, come città d'acqua.
Tant'è vero che hanno riuscito un cospicuo investimento, 100.000 euro, se non sbaglio, 92 precisamente, che noi abbiamo investito acquistando imbarcazioni di varia grandezza, imbarcazioni a vela, perché quelle negate alla voga già ne siamo in possesso. E quindi ecco che in Giorgio Cini, ma tutto il po' entrano in Corner, però mi sento di dire anche in scuole di primo grado, perché stiamo entrando in contatto anche con loro, stiamo incentivando attività di sport nella laguna di Venezia in termini di voga veneta, voga e vela. Giusto per me, negli ultimi anni, questa tendenza che c'è stata, come ha detto lei, anni 70, 80, 90, di tagli, invece in istruzione è stata di nuovo percepita come essenziale, quindi in questo momento gli investimenti ci sono. Io permetto di dire che vedere Venezia non come attrattiva turistica è un errore. Venezia è un'attrattiva turistica. Vedere Venezia invece come solo attrattiva turistica e vederla in che tipo di turismo Venezia, sono io diciamo, né esperto né la persona addetta ai lavori, è chiaro che deve essere la vera sfida. Allora, se io vado a dire alle nuove generazioni che c'è un tipo di lavoro che è collegato all'acqua, è collegato alla nautica, è collegata anche alle tradizioni di Venezia in termini di realizzazioni di imbarcazioni che sono uniche al mondo, come possono essere le gondole, ma non solo. Ricordo anche il concetto stesso nome, maestro d'ascia, dà un'idea ben precisa di che nobiltà ci sia dietro un'attività di realizzazione di una imbarcazione in legno di un certo tipo. È chiaro che se io a questa attività ci lego anche un riconoscimento economico legato al fatto che comunque se io devo vedere una barca di un certo tipo vengo a Venezia, che comunque se io voglio navigare per un certo tipo di ambiente e di diciamo visione, insomma, di canali vengo a Venezia, è chiaro che a questo punto l'indotto mi porta anche a spostare una parte della nuova generazione a una realizzazione di questo tipo di imbarcazioni. Aggiungo, tra l'altro, da poco, io la interrompo un attimo perché credo che Matteo mi possa confermare dalla regia. Noi abbiamo un servizio filmato sulla vostra attività durante il Salone Nautico, quindi proprio per rafforzare quello che lei sta dicendo, sì, se abbiamo tutti un attimo di pazienza lo vediamo assieme. Imbarcazioni moderne e tradizionali da realizzare a mano. È il compito affidato agli studenti del Polo Tecnico Professionale Giorgio Cini. Aiutati da un maestro d'ascia, i ragazzi lavorano il legno ma non solo, dovranno occuparsi anche di tutte le altre componenti di una barca. I giovani, vera risorsa del futuro. Buon lavoro! In questo cantiere, qui in particolare, noi formiamo i futuri costruttori di imbarcazioni. In questo momento stanno lavorando il legno, per cui adesso vedete alle mie spalle, stanno anche costruendo proprio un'imbarcazione aiutati poi dal maestro d'ascia Tamassia. Loro però dovrebbero avere una preparazione anche molto più estesa, perché loro fanno anche meccanica, quindi mettono le mani sui motori, non subito ma insomma negli anni più avanti, quarta e quinta, e anche gli impianti elettrici, per cui motori elettrici, insomma all'avanguardia. Poi stiamo anche pensando di farli utilizzare anche materiali tipo il vetroresina, l'alluminio, insomma materiali più moderni. Insieme agli alunni della scuola realizziamo delle barche in legno. Dal disegno alla sala, dal tracciato alla scala naturale, realizziamo le ordinate e gli elementi strutturali principalmente per il momento di una barca classica, di una barca di tipo moderno e di una barca di tipo tradizionale. Questa che abbiamo alle spalle è una lancia removelica di tipo classico appunto, chiglia e ordinate tonde. La barca tipica sarà un topo o una barca comunque a fondo piatto tipica della laguna veneziana, e la barca moderna uno scafo planante. Saluto dal Cini, dal Salone Nautico! Bene, insomma, qui abbiamo tradotto in immagini quello che lei ci raccontava, quindi è un percorso futuro ben disegnato. Tra l'altro,
Dottor La Monica, io non lo devo fare, ogni tanto mi mordo la lingua, però siccome ho avuto modo di lavorare nella segreteria del Ministro della Pubblica Istruzione alla fine degli anni 90, poi magari sul tema della pianificazione ci ritornerò a parlarne con lei, perché ci sono degli aspetti su quelle varie riforme e controriforme che sarebbero da approfondire, ma senza nessun polemica. Le racconterò un episodio e la farò sorridere. Sì, Comunque, io guarderei al futuro, cioè diciamo quello che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni, diciamo non sono sicuramente io la persona che può commentare, né in un senso che in un altro, però diciamo che in questo momento c'è una forte attenzione nei confronti dell'istruzione e nei confronti per quanto riguarda il Veneto, nei confronti delle tradizioni diciamo e del lavoro dell'artigianato, quindi questo è il momento di guardare al futuro. E io mi permetto anche di osservare che è una ricchezza fare un lavoro di tipo artigianale, perché in un mondo che va verso un'industrializzazione, in cui il lavoratore diventa un pezzo di un ingranaggio e quindi perde un'entità, perde una sua creatività, o fa ogni giorno la stessa cosa, fare un lavoro invece di tipo artigianale, come quello che abbiamo visto nelle immagini, in qualche modo permette alla persona di rimanere persona, e in questo momento è molto importante, credo. guardi, io condivido perfettamente con lei tutto, le voglio solo, mi permetto solo di farle osservare che se uno deve guardare al futuro in modo costruttivo deve capire quali sono stati gli errori del passato e non commetterli più. Questo solo per chiusa al discorso della fine degli anni 90, ma non è un discorso polemico, è proprio un discorso concreto, perché quando noi abbiamo dei direttori generali che non hanno idea di quello che sta succedendo nel mondo della scuola, qualche problema nell'attuale ordinamento e senza l'autonomia che anche il Veneto sta chiedendo da tempo, probabilmente lo generiamo anche nel futuro. Ma ripeto, non è una polemica, è semplicemente un'osservazione. Mentre con Marco Vidal volevo ritornare un po' al tema della venezianità che si perde come residenza e quindi anche dell'incapacità della città un domani di pianificare un futuro corretto o perlomeno socialmente corretto. Lei sta nel mezzo perché fa politiche di marketing, raduna degli artigiani, fa delle iniziative culturalmente valide. Qual è la sua prospettiva? Ce la facciamo a ritornare a mantenere sia la valenza sociale, storico, culturale di Venezia che il mercato che indubbiamente le spetta? Guardi, io condivido con l'amico Saverio la sua visione molto dolorosa per me che ci vivo anch'io a Venezia e amo infinitamente la mia città. Tanto più dolorosa la situazione attuale, anche perché il potenziale che ha la nostra città di porsi anche come modello rispetto a quelli che sono i trend anche del mercato, no? Che vedono la sostenibilità piuttosto che anche la tradizione rappresentata dai mestieri come alcuni dei trend più interessanti nel mercato globale e internazionale. Quindi io credo che Venezia potrebbe avere un'enorme opportunità per il futuro e avrebbe in sé delle caratteristiche che oggi troviamo in alcune delle metropoli più moderne, anche di capacità di offrire un ambiente culturalmente elevato, che dà ispirazione, la capacità di avere ambienti dove la socialità, no, è diretta, no, non mediata. Ecco, a Venezia esistono già queste caratteristiche, però la direzione verso la quale sta andando la città è sostanzialmente la cancellazione di quella che è la sua vita, no? La sua vita. Ecco, però Marco, mi perdoni se le interrompo, perché questo è proprio il punto nodale, cioè la direzione dove sta andando la città. Ma chi sta timonando male? Chi è l'attore al timone che non riesce a correggere la rotta? Beh, guardi, ci sono tante concause, no? Ovviamente ci sono dei effetti della globalizzazione che sono arrivati a Venezia già dagli anni 90 e non hanno trovato degli anticorpi sufficienti a cercare di così contenere la monocultura del turismo in particolare, che ha sostanzialmente bruciato la residenzialità e diverse attività storiche tipiche. Poi ci sono delle leggi europee, poi diventate leggi italiane, come il decreto Bersani sulla liberalizzazione delle licenze, che ha ovviamente devastato tutto il commercio e in parte anche l'artigianato. Poi ci sono leggi regionali che hanno deregolamentato tutto l'aspetto dei bed and breakfast e quindi hanno permesso a chiunque di avere un appartamento che veniva prima utilizzato per residenti e ovviamente averne un profitto con affitti facili, veloci e deregolamentati. E poi ovviamente c'è un problema che è il sistema politico
in particolare italiano, che riguarda ovviamente tutti i livelli, da quello comunale a quello nazionale, che vede una visione di brevissimo periodo e quindi delle scelte più importanti, una programmazione, una visione anche ambiziosa di territori complessi come Venezia, ma come anche Roma, lo vediamo, o Firenze, no? Non verrà mai portata avanti perché l'obiettivo è l'obiettivo del domani, un consenso molto facile, una durata dei politici, dei nostri rappresentanti molto breve. Quando poi lo applichiamo a un territorio come quello del Comune di Venezia, che ha così tante differenze, dove gli interessi di una popolazione, quella d'acqua, sono molto diversi rispetto a quelli della popolazione di terraferma, che è prevalente in termini politici, ovviamente ci rendiamo conto come le possibilità di cambiare e di avere una rappresentanza che porti avanti progetti ambiziosi in questo momento qui non ci sono le condizioni. Forse dal punto di vista internazionale certi trend che oggi sono in parte rappresentati anche dai fondi Next Generation potranno essere più concreti rispetto all'azione politica. Strucca Marco, il problema sta sempre in cima, che è la politica in questo caso, voglio dire, come la giriamo, la voltiamo in ogni trasmissione che io sto realizzando, caschiamo sempre lì. Vi devo chiedere ancora un attimo di pazienza, una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo su quest'ultimo tema che è il tema. Rispetta la facciata della tua abitazione, scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Eccoci qua nuovamente. Luisa, concorda? C'è questo problema di mancata visione da parte della politica e che quindi dovrebbe programmare anche il futuro, si suppone a 30, 40, 50 anni di una città e di un paese? È il problema? Sì, no, beh, indubbiamente la politica ha la sua responsabilità, sono d'accordo, cioè, è chiaro che a Venezia c'è il problema della residenzialità, perché una città senza residenti non ha senso, cioè diventa un museo, un parco giochi, non c'entra niente con una città, con il suo tessuto sociale. Credo però che questa maniera sempre di spalmare le responsabilità, è vero, le responsabilità sono di tanti, però spalmarle così dopo alla fine è difficile anche arrivare ad un dunque. Secondo me la responsabilità principale è quella del Comune di Venezia, nel senso che è vero che dall'alto arrivano regole, eccetera, però la città di Venezia ha uno statuto speciale, potrebbe essere una città che fa delle regolamentazioni che vanno al di fuori, anche in contrasto con le leggi che ci sono italiane, come hanno fatto altre città. Torino è riuscita a salvare un sacco di negozi e un sacco di realtà proprio cioè avvalendosi del fatto che aveva la possibilità di fare delle regolamentazioni che andavano in contrasto con quelle che erano state imposte dalle leggi italiane o dalle leggi europee che si voglia. Quindi sì, è vero, la politica ha la sua responsabilità, però è anche vero che è soprattutto l'amministrazione comunale che non ha mai avuto la forza e il coraggio, o forse proprio non ha voluto per altri interessi più grossi, ed è stata, non ha avuto una visione corretta della città. Adesso non voglio dire perché sennò mi legano e mi mandano dentro. No, mi scusi, io posso anche essere d'accordo con lei, però siccome io di sindaci di Venezia ne ho conosciuti più di uno, non mi sembra che il problema sia di un sindaco, mi sembra che sia il problema io non ho detto di uno. No, intendo, è stato un problema, come dire, costante, continuo. Allora a questo punto... Le cose sono peggiorate, ma è sempre stato che a Venezia abbiamo avuto delle amministrazioni assolutamente deleterie per la città. A questo punto però forse vale un po' il ragionamento che faceva Marco, che siccome il sindaco lo decide Mestre, quindi ritornando con i piedi a Venezia, il problema è che poi il sindaco lo decide una città che non vive le problematiche del centro storico. Quindi alla fine lo chiedo a entrambi, a lei Marco, a lei Luisa,
c'è proprio un problema politico. Allora forse bisognerebbe trovare un soggetto terzo o una tutela europea, non so, metterci sotto l'egida delle Nazioni Unite, avere un sindaco eletto all'estero. C'è un problema enorme di specificità non riconosciuta del territorio di Venezia, della Venezia lagunario, che ha delle particolarità e purtroppo negli ultimi anni anche così il naufragio dei vari referendum di separazione ha portato sempre di più la visione e le necessità di Venezia a essere lontane da quelli che sono gli interessi della politica comunale sicuramente in primis, ma anche regionale. Ma poi vorrei dire, purtroppo l'attività del comune è limitata da leggi che sono superiori a quelle che sono le ordinanze del comune stesso. Ci ricordiamo anche in precedenti amministrazioni avevano fatto per esempio dei sistemi di controllo del motondoso, erano stati impugnati e bloccati dal TAR, piuttosto che le grandi navi, sono stati fatti regolamenti poi superati, cioè sono tutti problemi, è un sistema che non funziona purtroppo a tutti i livelli. Se oggi nascesse in questo paese il più grande statista della storia italiana, mettiamo Ottaviano Augusto, non riuscirebbe a cambiare niente perché è un sistema che è volto proprio all'immobilismo e quindi Saverio, probabilmente è vero vengo che a lei. un motto sovranazionale e quindi anche i comitati internazionali sono molto utili per cercare di bilanciare questo immobilismo, questo eccesso di rappresentanza delle piccole lobby locali, dove lo vediamo anche oggi, la crocieristica che vale un 3% dell'economia veneziana ha un peso enorme in tutte le decisioni che vanno molto oltre rispetto a quello che probabilmente è l'opinione della maggioranza dei cittadini e del mondo intero davanti allo scandalo del passaggio delle grandi navi davanti a San Marco e così via dicendo. C'è una sfilza di situazioni dove non esiste insomma un bene comune che viene rappresentato in modo sufficiente, equo e corretto da parte delle istituzioni politiche che poi a loro volta hanno dei limiti nella capacità di poter effettivamente portare avanti delle soluzioni concrete, perché in quello a giustificazione loro anche in parte c'è anche questo problema. Saverio, vengo da lei perché, visto che è ancora in linea, approfitto del fatto che posso fare un'altra domanda in più ed è proprio questa, l'abbiamo già fatta in altre trasmissioni. Allora, abbiamo capito che c'è una classe dirigente in questo paese che vive in qualche modo scollata dalla realtà e che viaggia per interessi personalistici, se non sono della persona, sono della parrocchia alla quale la persona risponde. E poi c'è chi fa, il mondo dell'associazionismo, chi si riunisce, chi è propositivo. Però chi dovrebbe, secondo anche la legge democratica greca, per fare un esempio, dovrebbe intervenire sulle scelte della città, non lo può fare. Manca un livello intermedio? Non siamo capaci di farci ascoltare? Oppure questo sistema politico ormai è vecchio e non funziona più? Probabilmente tutte e due le cose. Il sistema non funziona più ed è evidente. L'apparato burocratico si è calcificato nella struttura e qualsiasi politico con un minimo di buona volontà non riesce viene cauterizzato, isolato e messo da parte perché il sistema l'apparato come lo chiamo io, burocratico, si autodifende eliminando i possibili cambiamenti, miglioramenti, ecco. E dopodiché le associazioni, guardi, io faccio parte, sono presidente del FELSE che riunisce gli artigiani della gondola, faccio parte di altre 3 associazioni almeno che si occupano di temi legati alla marineria. Abbiamo un sacco di buone idee, di buone intenzioni, ma purtroppo sì, non riusciamo ad incidere più di tanto. Riceviamo grandi complimenti, grandi pacchi sulle spalle, però poi alla fine ognuno si ritrova con i propri problemi, con le proprie dinamiche e ogni tanto arriva un bravo giornalista che tira fuori gli argomenti giusti, ci rinfranchiamo un attimo, magari riusciamo con
La Monica magari a trovare nuove prospettive di lavoro, e ci siamo anche là, ha messo in piedi un comitato tecnico-scientifico per questa scuola che può dare i suoi frutti, ecco. Però sì, non sono così, non sono molto ottimista, non ho non ho una chiave di lettura e un messaggio netto da dare, se non quello che dicevo prima: ridare spazio ai residenti e far tornare la vita sull'acqua, e le manifatture, non solo quelle legate all'acqua, ma le manifatture. Venezia era capitale delle manifatture, e se torniamo a queste dimensioni avremo un futuro. La città d'acqua non vuol dire essere passatisti, barchi a remi e tempi lunghi. Sull'acqua adesso si possono inventare nuovi scaffi, nuovi modi, nuove propulsioni. Si potrebbe far arrivare a Venezia il meglio dell'ingegneria navale mondiale per cercare questi nuovi scafi, per trovare una mobilità acquea sostenibile alla città, ma sostenibile a tutte le città d'acqua future. Ricordiamoci che sull'acqua si gioca il futuro del pianeta, non di Venezia, perché le emergenze climatiche sono dietro l'angolo, e la prima implicazione è il rialzo dei livelli del mare, e quindi la vita con il mare deve essere messa al primo posto per i problemi che comporta questo. Ecco, sì, Saverio, sono totalmente d'accordo con lei. La chiamo per nome così non uso impropriamente il titolo dottore, sia per lei che per me, perché anch'io non lo sono, quindi siamo paritetici assolutamente. Dottor La Monica, guardi, io ripeto, non voglio riprendere il tema e non voglio assolutamente far polemica, però è venuto fuori dal signor Pastor un tema molto importante, cioè poi qualcuno si muove e quelli che si muovono di più e che magari potrebbero andare nella direzione giusta vengono isolati e messi da parte. Ecco, mi creda, in 3 anni in Viale Trastevere quello che mi amareggiò moltissimo nella fine degli anni 90 fu esattamente vedere che nel mondo della scuola molto spesso quelli che erano più propositivi erano quelli che rompevano le scatole e quindi in qualche modo venivano isolati. Guardiamo al futuro, quindi non voglio fare un remake del passato, guardiamo al futuro, ma io le sto chiedendo, perché lei è parte di questo mondo, io non più, se questo mondo è cambiato, perché quel Viale Trastevere che ricordo io era da piangere, nel senso che lo dico con molta franchezza, anche ero amico del ministro e avevo una nomina nella sua segreteria, ancorché tecnica e non politica, era da piangere. Quando io andai dalla direttrice della formazione professionale dicendo: sono qui, mi occupo di televisione, nel 2000 cambieranno le piattaforme, il contenuto diventerà prioritario, facciamo dei corsi di professionali per i comunicatori del futuro perché ci sarà ampio spazio professionale, lei mi rispose: no, bisogna guardare sulle nuove professioni comunitarie per cui bisogna formare gli spazzacamini del futuro. Questo che le racconto non è una barzelletta, è quello che è successo a me. E stiamo parlando della dirigente di cui taccio il nome della formazione professionale. Ora, se noi abbiamo questo tipo di problematica per chi deve decidere, poi quello che si desume o quello che viene fuori è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che non c'è una classe dirigente preparata a pianificare il futuro. Ripeto, gliel'ho raccontato non tanto solo per farla sorridere, ma per dirle che noi abbiamo dei problemi strutturali importanti e una classe dirigente che non sempre opera come dovrebbe. Oltretutto, molto spesso riusciamo e vinciamo, come diceva prima Saverio, probabilmente dove ci sono persone come lei che hanno una visione, ma il mondo non può andare avanti per individui, soprattutto quando parliamo di una società complessa come quella di uno Stato. Siamo d'accordo, però è anche vero, attenzione, che le scuole sono dotate di un'autonomia e quindi diciamo io adesso non riesco a dire che succede nel Ministero, non sto lì, però posso dire che le nostre indicazioni in questo momento sono chiare. Noi stiamo puntando molto sulle tecnologie, sulle STEM, quindi tutta la parte di tecnologie digitali e innovative, e sulla sostenibilità. Io ricordo che la superficie dell'Italia è per la maggior parte composta da acqua, non da terra. Cioè la superficie dell'Italia, tutto intorno a Oste, è superiore alla superficie di terra che abbiamo. Quindi l'Italia è una nazione
che ha delle problematiche connesse all'acqua che sono sicuramente importanti. E per esempio la sostenibilità anche è uno degli aspetti che in questo momento sia a livello comunitario sia a livello italiano, diciamo, sono al centro dell'attenzione sia da parte di tutti gli sforzi del governo e quindi dei vari organi, di conseguenza per quanto riguarda noi come istituzione scolastica. La sostenibilità potrebbe passare per esempio nel proporre per la laguna di Venezia tutti motori a propulsione elettrica che avrebbero un inquinamento praticamente nullo sia in termini di inquinamento. Dottor Lamonica, mi perdoni solo se la interrompo un secondo, perché Luisa Conventi ci doveva lasciare. Se è ancora in linea vorrei solo il tempo di salutarla. Non so se Luisa ci ha già abbandonato o abbiamo tempo di salutarla. No, è già uscita dalla linea, niente. Lei aveva un precedente impegno perché deve fare un servizio con la RAI, questo è importante perché diventa promozione della sua attività. Le chiedo scusa per l'interruzione, dottor Lamonica, do nuovamente la parola a lei. No, prego, quindi diciamo per esempio soltanto passare a sistemi di propulsione elettrica permetterebbe alla città di Venezia e alla laguna di avere un inquinamento acustico, ma anche di tipo diciamo legato ai versamenti al mare, ma anche in termini di moto ondoso sicuramente inferiore a quello e così via. Quindi e per questa innovazione comporterebbe un forte incentivo anche occupazionale, perché significherebbe di fatto andare a completamente rinnovare tutto il parco macchine, diciamo così, legate alla laguna di Venezia. Questo è solo uno degli aspetti che potrebbe dare lavoro di un certo tipo, anche qualitativamente importante per la laguna di Venezia, ma mi permetto di dire per tutta l'Italia e tutti diciamo, i stati che toccano il Mediterraneo. E così via. Quindi io sono positivo, io devo esserlo perché il mio lavoro mi porta a essere positivo, perché io devo essere promotore di innovazione, promotore di attività che spingano nella direzione della cultura, della competenza e quindi dell'innovazione. Poi ho la fortuna di fare questo lavoro in una città bellissima come Venezia, che mischia molto, secondo me, il nuovo e il vecchio, le vecchie tradizioni e le nuove competenze. E quindi diventa sfidante, voglio dire, come attività. E io credo che grazie ai colleghi, grazie a Pastore, grazie a tutto un comitato tecnoscientifico, quindi una serie di persone che sono la società, le quali sono intervenute con la scuola per cercare di trovare quello che possa essere un'attività che sia innovativa, eccetera, eccetera, possa essere un bel passo per il futuro. E ripeto, io almeno segnalo che in questo momento vi è un'attenzione di tutte le componenti, ripeto, comune, città metropolitana, eccetera, eccetera. Dottor Lamonica, la ringrazio. Ritorneremo su questo tema con lei, Marco, tra poco. Dobbiamo andare nuovamente per l'ultima volta in pubblicità. Un attimo di attesa.